Tra tutti gli artisti nisarte, anche o ha avuto il destino lumai straordinario, si suona José Frissero, enfant des merchants de vin, che andava veni l'ubeu fiu do tsar. José naise a Nissa en lu 1907. La sua famiglia, d'origine ligure, ha de succa proche Savona e son padre vende anche un vin a Nissa, dove lui Frissero resta nel quartier dei Puncetta. E allà ha un vesin che changerà il destino dell'enfant. Aquell'uomo si suona Paul Barberis, direttore d'une scuola a gratis, una razza di servizi pubblici municipali che permette allora di dare una formazione artistica a tutta una manada di giovani sarde. Felipe Frissero, il padre, lo fa dunque marcare l'establiment e vitu, mestre Barberis, s'avvisa che il piccione è sgaubius e gli consiglia di andare a Florenza per migliorare la sua cultura. E è qui che il giovane pintre decide di intamenare una serie suonata copia d'opera di pintre famosi. Un progetto che Frissero va arricchire tutto il lungo della sua vita. De retour in Toscana, la sua piccina celebrità gli permette di vivere della sua passione en faisant, per esempio, des ritratti per il primo turista inglese. José a basta 19 anni. Da che tempo il Frissero vive sull'attuale Plaza Garibaldi, sobre il caffè di Turin, din la casa Frissero che assustava i 12 frères e suore del pintre. José comincerà de baruna. Siamo nel 1930 e la Francia invadisse l'Algeria. E Frissero, curioso di natura, decide di passare dall'Espagna per s'incalar in aquel país e seguire l'avvenimento. Da questa passa, viu meglio combattente argeriano, dorme sotto la tenda, porta il suo vestito e si mette tan ben di parlare la sua lingua. Puis, tutta la sua vita gli piacerà di si fa passare per un mort. Nissa diventa plan planning una villa turistica e Frissero va approfittare da questa opportunità. Frequenta la famosa libreria Visconti, dove gli va riscontrare Paul Huet, un uomo che finisce di lo convincere che all'avenir si lavorerà più in atelier, ma sul terreno per gli pintare più bene la natura. Aquell'uomo gli farà descobrir Paris e tutto plein d'artistes. Si può dire che Frissero da quel tempo bulega tutto plein. Descobre la Belgica, la Danimarca e fin dalla Suède. Pura, lo riscontro maggiore si farà nel 1947, quando Gagarin, amico intimo del zar di Russia, venne stare a Nissa per delle ragioni diplomatiche. Ma Gagarin è soprattutto affogato di pittura e il lavoro di Frissero gli piace. È un po' un cassaire di testa e si mette in mente di reclutare l'artista per lo far entrare nella cour del zar. Frissero esita gaire e se parte quasi sul cou in Russia. Un viaggio che va cambiare la sua vita. Un viaggio che gli permetterà in premier di descobrir Costantinopla, un vieil pantaille che aveva il suo amico d'infanzia, un certain José Garibaldi. Arrivato a San Petersburgo, sarà presentato al zar che subito gli demanda di si installare al Palais Imperial per fin di dare dei corsi di dessin a sua figlia Giuseppina, alias Yusia, e di pittura la picciuna ne sfuola e passa dura in testa a testa con il pintre nissart che io ne approfita per gli parlare di Nissa la Bella, del suo ciel pur e della Mar d'Azur. E esa besai che faccia pantalla la giovanetta che tarderà pas di se innamorare da quell'enfant del Babazouk. 6 mesi più tardi, Yusia decide di lo seguire fino a Nissa. Lo seggio s'accaberà da un matrimonio celebrato da un prete ortodosso, ma che corrà una chiesa a Marsiglia. Après lo maridaggio, i novi se torneranno in Russia e allà Frissero devient l'un dei pintres officiels de la cour de Nicolas I. De retour, è l'argent del zar che permetterà a Frissero e la sua sposa di si comprare un terrain in lo quartier Saint-Philippe. L'artiste si gagnerà la vida en donnant des cours
à l'aristocratie a toujours mai numéro a Nissa. Et en lu 1952 la ciuvila l'unura et en li consacrant une mostra. Pereu es l'ura de la consécration. La cubla sembla allura urua en aquel quartier paysan ben loin do lus ou do palais impérial de Saint-Pétersbourg. Giuseppina donnera 4 enfants à Jause et le second aura per pairin le tsar. À la mort d'aquel homme, en 1956, si débanera un événement qui fera data en l'histoire de Nice. L'impératrice décide de devenir au monstre en la villa Bermond d'appeler le quartier San Felipe. Es vengu d'aquí per des raisons politiques, mais la veusa veu fin de persi remontar le moral d'appeler de la piccina Iusia en cuvau tout plein de bains. Ven souvent visiter le frisero, et d'aquel temps, davant la maillon do mestre, li era un banque que les gens du quartier sonaven le banque de l'impératrice. La famille impériale vendra faire testa aquí durant 3 décennies. Senza lo saupre, Frisera sera donc à l'origine d'un fort ligament qu'encaura liganissa à la population russe. Le frisero si crompe plus tard une seconde maillot au soubran de la cuola, d'où non des festa mais la famille impériale, le pintre es produttiu et la piccina famille semble la si faire buona. C'est seulement après la nation que le ciel de l'artiste nissarte commence à s'escurcir. D'aquel temps, la ville accueille des mailles en mailles de touristes et tra elu, li seront pas mal d'artistes qui lui feront concurrence. Plan planir, le peintre si sente un peu oblidate, soulete, suerte plus gaire de la sua proprietà, l'ermitage, la bernumenada. Si c'è una babarotta negra che lui fa s'encaler la dépression, come sembla lui mostrar la sua dernière obra, la funeste gondola, un tableau escur d'où si vede una nau veneciana senza minga capitani che sembla deriva. Es il 26 de settembre del 1970 sulla quadra de San Philippe che plega li parpella a Jause Frisero eu l'enfant d'un merchant de vin che faguet venir a Nice la famiglia imperiale, una famiglia che era venguda a Siua.